Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi giovedì 3 marzo. Ieri mattina alla sala meeting dell'hotel Lette New si è tenuto un importante incontro che ha trattato 3 temi importanti: il piano nazionale ripresa e resilienza, una tavola rotonda sulla direttiva Bolkestein e la presentazione di un'azienda specializzata nell'elevare il livello del personale. La riunione è stata preceduta dai saluti istituzionali del sindaco Mauro Armelao e il sindaco di Rosolina Michele Grossato. Presentati da Beniamino Boscolo dell'ente bilaterale Veneto Friuli Venezia Giulia, il sindaco di Chioggia ha anticipato, scusandosi per il doversi assentare fin da subito, in quanto stavano fermando i preparativi per la videoconferenza con il Ministero per la Cultura per la candidatura di Chioggia Capitale Italiana della Cultura 2024 che si terrà oggi. Raccontando gli incontri a cui ha dovuto presenziare e a quelli cui dovrà essere presente nei prossimi giorni a Roma, ha ribadito che gli imprenditori avranno sempre il sostegno di questa amministrazione. Ha portato un'idea riguardo i precettori del reddito di cittadinanza, i quali dovrebbero ricambiare il gesto del proprio paese mettendosi a disposizione della collettività. A Rosolina sono accomunati da un progetto di ponte ciclabile sulla foce dell'Adige. Secondo il sindaco, quando una comunità si muove, si deve muovere con una voce sola, all'unisono. Questa voce deve essere quella del sindaco. Il popolo di Chioggia, l'imprenditoria di Chioggia, deve parlare con un coro unito, ferma restando appunto la disponibilità del sindaco. Ricordando la pattuglia di salvamento con l'aiuto dei droni per il cui brevetto a giorni si aprirà un nuovo corso, ha passato poi parola il sindaco di Rosolina Michele Grossato. Questi è stato qui presente per sancire un'amicizia tra Chioggia e Rosolina, amicizia che da qualche tempo si sta rafforzando maggiormente. Plaude al meeting di ieri, appunto, che dà un importante contributo alla raccolta di dati. Lancia anche l'idea di fare un gemellaggio tra Rosolina e Chioggia, per le quali si sta pensando appunto alla costruzione di 2 ponti che permettano ai ciclisti tanti di transitare in sicurezza e arrivare da Chioggia a Rosolina attraverso la foce del Brenta e quella dell'Adige. Sono tante le badanti a Chioggia che accudiscono i nostri anziani e che sono arrivate qua dall'Ucraina, lasciando i propri familiari, figli, mariti, genitori, in cerca di un'opportunità lavorativa. Tutte loro sicuramente in questo momento sono preoccupate perché hanno lasciato in città che ora sono teatro di guerra. Ora sono tante le donne e i bambini che stanno fuggendo, lasciando i mariti a combattere una guerra inaspettata e che arriveranno in Italia e anche a Chioggia cercando di ricongiungersi con la mamma, la sorella, con una zia, per poter avere un porto rifugio, un posto dove sentirsi al sicuro e non completamente estranei. Non tutte le donne ucraine che sono a Chioggia hanno un appartamento proprio dove ospitare chi sta scappando. Molte vivono in casa con l'anziano che accudiscono, ma molti sono gli appartamenti sfitti, molte le case in attesa di essere vendute. Seppure è enormemente sbagliato pretendere di requisire gli appartamenti sfitti, le seconde case e consegnarli a una famiglia in tempo indeterminato, non sarebbe però sbagliato dare un primo accoglimento di emergenza, solo perché queste persone disperate non si trovino in mezzo a una strada, con la certezza che lo Stato o il Comune si stia prodigando per trovare loro una sistemazione più sicura in modo celere. Una soluzione quindi d'emergenza tampone a breve termine. Qualcuno lo sta già facendo, dimostrando che Chioggia può anche essere una città dell'accoglienza. Ludovica Boscolo ha 10 anni e scia con lo Sci Club Sappada del Friuli Venezia Giulia da quando ne aveva 5, dal 2017.
Il suo allenatore è Alex Corrò, una guida alpina poco più che trentenne, maestro di sci alpino e allenatore di secondo livello dal 2009. Ora Ludovica si è qualificata per il Criterium Nazionale Cuccioli, specialità slalom, che si terrà a Vipiteno dall'11 al 13 marzo prossimi. Frequenta la quinta classe alla scuola Merlin di Sottomarina e ringrazia le maestre Grazia, Simonetta e Valeria, che sono sempre molto disponibili quando qualche gara o allenamento la tengono lontana dalla scuola un giorno in più. A Venezia si terrà domenica 6 marzo dalle ore 10 alle ore 16 una manifestazione velica dal titolo Regata Rosa 2022, alla quale parteciperanno una trentina di imbarcazioni che avranno necessità di destreggiarsi tra le reti tipiche posizionate proprio per la pesca. Il presidente del Circolo Velico Casanova ha richiesto quindi alla città metropolitana di Venezia, settore caccia e pesca, che sia consentito un passaggio tra queste, chiedendo inoltre che vengano posizionate bandiere nere in corrispondenza tra i passaggi delle reti. La regata partirà alle ore 12, saranno in gara le categorie vele al terzo, Trident, R18/Alfa 550 e Open. 2 saranno le fasi di gara. In acqua l'equipaggio avrà una donna al timone per tutta la durata della manifestazione nella prima fase e lo stesso equipaggio a terra si cimenterà in una sfida culturale dinamica. Il percorso interesserà le isole di Campalto e di San Giuliano, con partenza e arrivo proprio a San Giuliano. Ieri mattina il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha partecipato alla manifestazione per la pace indetta dai giovani della Coldiretti in prossimità della Fiera di Verona, dove è in corso Fiera Agricola 2022, affermando che ora i civili ucraini in fuga dalla guerra che stanno arrivando in Veneto e in tutta Italia hanno bisogno di un aiuto immediato. Per prima cosa quindi è necessario evitare le complicazioni burocratiche. Per i profughi, ha aggiunto Zaia, ed è un esempio necessario attuare subito una deroga al Super Green Pass, che non possono ovviamente avere perché, anche se vaccinati, lo sono con lo Sputnik. L'EMA deve riconoscere quindi al più presto questo vaccino, altrimenti i profughi si troveranno di fronte a un blocco insuperabile di tipo sanitario. Non basta, incalzato Zaia, perché è necessario facilitare al massimo con una sburocratizzazione d'emergenza le assunzioni da chi è arrivato e cerca lavoro. Io stesso, dice, sto ricevendo offerte e disponibilità nel mondo del turismo, dell'impresa, del commercio e deve essere fatto in modo che chi vuole assumere lo possa fare velocemente senza lacci burocratici. Come tutte le città che tra oggi e domani affronteranno l'incontro con il Ministero della Cultura per compiere l'ultimo passo della candidatura prima della decisione della giuria, anche Chioggia 2024 ha pubblicato un post su Instagram in cui ha voluto esorcizzare l'esame a cui tra poche ore andrà incontro, che recita: stiamo preparandoci entusiasti ed emozionati all'audizione di domani. Sarà l'ora più importante, 60 minuti in cui racconteremo, in cui diremo ciò che siamo e la trasformazione a cui ambiamo.
Virtualmente abbracciamo le altre candidate che come noi stanno vivendo questi momenti frenetici. Ognuna di noi è un luogo unico, ricco delle proprie tipicità, della propria gente. Ognuna di noi ha cultura e arte e storia da raccontare. Ognuna di noi sogna il titolo messo in palio, una sola se ne potrà forgiare. Alle altre resterà la consapevolezza di poter diffondere la propria essenza, di farsi amare per ciò che è, di potersi raccontare e tramandare. Noi abbiamo scoperto di essere molto più ricchi di ciò che pensavamo di essere. Siamo circondati dalla bellezza, quella di ciò che ci circonda, e quella più importante dell'animo di innumerevoli persone che con il loro operare, giorno dopo giorno, rendono Chioggia una città migliore. Oggi alle 10:15 inizierà il colloquio con il MIC, Ministero della Cultura, della durata di un'ora. In quel momento tutte le emittenti locali, Radio Delta, Radio BCS, Radio Clodia, trasmetteranno la canzone che il gruppo locale dei Trum ha musicato per l'occasione e tutte le pagine Facebook di informazione diffonderanno l'incontro che si svolgerà presso l'auditorium. Sarà una giornata particolare per Chioggia e la decisione della giuria potrà essere data dal 29 marzo in poi. L'amministrazione comunale darà il patrocinio e parteciperà alla manifestazione statica prevista per il prossimo sabato 5 marzo alle ore 15:30 in Corso del Popolo a Chioggia. Il sindaco Mauro Armelao si è fatto consegnare il drappo realizzato in occasione della Marcia della Pace lo scorso 13 febbraio per posizionarlo in modo da essere visibile dall'esterno del municipio, il quale fino al 15 marzo sarà illuminato con i colori della bandiera ucraina, giallo e azzurro. Come amministrazione comunale si sta pensando di organizzare, anticipa il sindaco, con l'aiuto delle associazioni di volontariato del territorio, una raccolta di beni di prima necessità, di alimenti a lunga conservazione, di materiali per civili e bambini e farmaci da inviare il prima possibile alla popolazione e agli ospedali. Al di là delle testimonianze di solidarietà bisognerà essere il più concreti possibile. A questo proposito domani parteciperò insieme all'assessore delle politiche sociali Sandro Marangon e agli altri sindaci della città metropolitana di Venezia a una videoconferenza convocata dal prefetto al fine di coordinare gli aiuti e l'accoglienza ai profughi ucraini in arrivo, rivolgendosi poi alle associazioni di categoria, agli imprenditori e ai privati perché gli venga data una disponibilità temporanea di garage e magazzini dove poter collocare la merce una volta raccolta da poter poi inviare in Ucraina. Il consigliere comunale Riccardo Griguola ha presentato un ordine del giorno con tema la rigenerazione verde e la promozione dell'educazione ambientale. In esso il consigliere ha evidenziato tutti i lati positivi della presenza del verde in ambito urbano, molti di più di quanti non si pensi, incluso una maggiore appetibilità da parte del turista e una connotazione di socializzazione nella possibilità di offrire un luogo più adatto per lo svago all'aria aperta, sottolineando che fino ad ora il verde pubblico a Chioggia non è stato considerato come una risorsa strategica e manca sia di pianificazione che di sensibilizzazione da una parte dei cittadini. Con questo ordine del giorno si chiede che Chioggia intervenga sul verde facendo un censimento con un rilievo attento e puntuale, progettando un piano di riqualificazione e promuovendo l'educazione ambientale cominciando dall'ambito scolastico.
L'assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato ha convocato per oggi 3 marzo alle ore 15 in modalità videoconferenza il tavolo di concertazione delle categorie economiche. Dopo l'ultimo incontro dello scorso 27 gennaio, l'assessore Marcato, alla luce dell'attuale situazione internazionale segnata dalla crisi russo-ucraina, con le preoccupanti conseguenze economiche per i rapporti economici con le imprese venete, ha deciso di convocare i rappresentanti di tutte le categorie economiche per un incontro di aggiornamento e confronto sulle iniziative da intraprendere a livello regionale. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 3 ottobre, è la farmacia al Duomo a Chioggia in Corso del Popolo, io vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!